Siamo con? Leone Manzoni. E Davide Franceschini. Allora, questa prima prova com'è andata, ragazzi? Speriamo abbastanza bene, dai. Si spera. Come vi siete trovati? Era in linea con le vostre aspettative? Ci aspettavamo qualcosa sull'intelligenza artificiale, però in realtà nulla di così esplicitamente su quell'argomento. Io pensavo anche peggio, alla fine le tracce erano abbastanza comprensibili, ci stava. Quindi arriviamo alle tracce. Che traccia avete scelto? Io ho scelto la C2, quella sulla fatica, E come l'hai argomentata questa posizione? e sono andato a parlare sempre dell'intelligenza artificiale e di come eh, vada ad influire insomma sulle nostre vite. E invece tu che traccia hai scelto? Io ho scelto la C1 che parlava sul fatto che gli adulti ormai non provano più meraviglia. Ho scritto che non è vero perché comunque ci sono tante cose che ti fanno provare meraviglia, magari come anche un paesaggio, qualche gesto fatto per amore, per amicizia o magari anche un quadro per alcune persone. Molto bene, invece lo stato d'animo per i prossimi giorni qual è? Domani sarà un po' più tosta, penso. Stessa cosa, matematica sarà quella un po' più impegnativa. Quindi in seconda prova avete entrambi matematica, chiaramente. E la notte prima degli esami com'è stata? Abbiamo guardato i mondiali e niente, quello. Sì, tranquillo, abbiamo visto i mondiali insieme. Mondiali di preparazione. Sì, esatto. Grazie. Siamo con? Maddalena, Indirizzo? turistico. Com'è andata questa prima prova, Maddalena? Va bene, dai, le tracce erano abbastanza semplici, ho scelto la B3 e speriamo bene, ho scritto 5 colonne, non era difficile, era abbastanza discorsivo, si riusciva, dai. Quindi era già la traccia che avevi in mente di fare o hai scelto sul momento? No, ho scelto sul momento, io pensavo di fare la tipologia A1 su una poesia, però è uscito un autore che non avrei saputo fare, quindi ho scelto la B. Quindi la scelta dell'autore ti ha spinto verso un'altra tipologia. Sì. E per i prossimi giorni quali sono le aspettative? Bah, economia, non ho aspettative altissime, però penso di riuscire. Per l'orale invece ho delle aspettative alte, dai. Quindi c'è grande fiducia nell'orale. Sì, sì, sì. Bene, allora in bocca al lupo e grazie. Grazie. Siamo con? Marco Castellan, Il tuo indirizzo? turistico. Allora, questa prima prova com'è andata, Marco? Beh, come me l'aspettavo, alla fine avevamo fatto molte simulazioni, è stata molto semplice secondo me perché comunque ne avevo già fatte, quindi sì, diciamo un po' l'emozione c'era perché comunque era la più importante che ho mai fatto, però è andata bene, speriamo e sì. E la notte prima degli esami com'è stata? Eri teso, rilassato? In realtà ero molto tranquillo, sono riuscito ad addormentarmi anche abbastanza presto e sì, dai, avevo solo un po' di ansia, ma nulla di esagerato. Ecco, c'è una prova in particolare che temi nei prossimi giorni o... Domani ho economia, quindi vediamo perché sì, secondo me sarà ostica. Bene, allora ti facciamo un grande in bocca al lupo e grazie. Grazie mille a lei, buona giornata. Siamo con? Trinca Damiano della quinta A meccanica meccatronica. Allora Damiano, com'è andata questa prima prova? Era come te l'aspettavi? Diciamo che allora le tracce non erano proprio semplici, però bene o male sono riuscito a cavarmela con le tracce della tipologia C. Ho scelto la traccia C1 che pensavo, cioè ho anche risposto bene, ci ho fatto un bel tema secondo me, poi ovviamente si vedrà quando correggeranno. Quali sono gli argomenti che hai voluto trattare nella tua esposizione? Ho voluto trattare come gli adulti riescono a emozionarsi al giorno d'oggi, perché la traccia diceva che adesso come adesso gli adulti non riescono più a emozionarsi, invece secondo me non è vero, ci sono modi in cui gli adulti riescono e anche abbastanza modi. E per i prossimi giorni quali sono le sensazioni? Domani sarà dura, sarà tosta, sperando che esca qualcosa di semplice in meccanica e poi si studierà per l'orale sperando vada bene anche quello. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, grazie.